Dopo Ferragosto in giallo, Natale in giallo, Capodanno in giallo, la Sellerio manda in libreria adesso Carnevale in giallo, che è il libro della settimana di Televideo Agrigento. Carnevale in giallo raccoglie racconti polizieschi a situazioni in cui i protagonisti, gli investigatori noti dai romanzi maggiori pubblicati da questa editrice, svolgono il loro lavoro nel clima della festa, proverbialmente beffarda, che li condiziona pesantemente. Hanno a che fare con maschere e travestimenti, con il libertinaggio e la confusione del mondo alla rovescia. Marco Malvaldi traveste i vecchietti del barlume da giudici della sorte più che da investigatori del pettegolezzo. La loro dura lex si abbatte con ridanciana ironia su un italianissimo mascalzone. Quindi il libro di questa settimana si intitola Carnevale in giallo della Sellerio. Buongiorno, benvenuti nella nostra libreria per la classifica dei libri più venduti di questa settimana. Il primo in classifica è Stephen King, Doctor Sleep. Il secondo in classifica è il libro di Sara Rattaro, Non volare più. Il terzo della settimana è appena uscito l'ultimo della Clara Sanchez, Le cose che non sai di me. A seguire il libro del nostro concittadino Stefano Vivacqua, Il complesso di Atlantide. Segue Susanna Tamaro, Il Limiz. Appena uscito, sempre del nostro concittadino, il libro di Roberto Mandracchia, Vita, Morte e Miracoli. E vorrei ricordare sempre le nostre promozioni sulla rottamazione dei codici, sui quali oltre alla rottamazione offriamo lo sconto del 10%, il 10% di sconto sui test d'ingresso per l'università e il 10% di sconto sui test universitari.